Buongiorno, apriamo questa edizione con la tragedia del bambino che era scomparso ieri a Cavallino Treporti mentre era sulla spiaggia. Non lo hanno più ritrovato, l'hanno cercato per ore ed ore e purtroppo è stato recuperato dai sommostatori dei Vigili del Fuoco questa notte a Cavallino Treporti. Era in fondo al mare, soltanto a una profondità di 2 metri. Hanno tentato nella notte di ritrovarlo anche tanti volontari che hanno fatto una catena umana lungo la spiaggia e purtroppo è stato rinvenuto morto. Andiamo subito in diretta da Lina Paronetto a Roncade, dove abita la famiglia della piccola vittima. A te, Lina. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Sì, siamo qui in piazza Roncade, ringrazio Cristian Demma, è un volto noto delle nostre trasmissioni ed è un commerciante qui di Roncade, comunità colpita profondamente da questo lutto. Questo bimbo si sperava fino all'ultimo in qualche modo che si fosse perso in spiaggia, vero Cristian? Purtroppo è andata diversamente, la famiglia abita qui a Roncade, il papà Fabio Panizzo, la mamma Dana che lavora alla ditta di ristorazione Ottavian, c'è anche un fratellino maggiore che va all'incirca alle scuole medie. Una tragedia, l'ennesima, che colpisce questa comunità, che purtroppo ha vissuto altri lutti recentemente. Sì, assolutamente, siamo tutti totalmente sconvolti e vicini alla famiglia. Già ieri sera, quando c'erano le prime notizie, eravamo tutti in apprensione, eravamo tutti che controllavamo i nostri telefoni e le notizie che potevano essere. Quando abbiamo visto anche le notizie che cominciavano a accendere candele, falò, anche noi abbiamo cominciato un po' sintomo di preghiera, perché ovviamente si spera sempre meglio, perché quando abbiamo saputo la tragica notizia ha sconvolto la città. Io già stamattina presto, quando arrivavo in piazza, eravamo tutti che si parlava del dolore che abbiamo provato un po' tutti, perché quando una comunità così, anche se è città di Roncade, ma siamo una piccola comunità e quindi siamo tutti tra di noi in amicizia e ci vogliamo bene. E quindi veramente mi sento di portare il cordoglio di tutti i commercianti, che sono presidente dell'associazione dei commercianti, ma anche di Furti in Corso, mi permetto di dirlo, perché porto il cuore di 20.000 persone direttamente alla famiglia, dicendo che in realtà ci siamo, glielo diciamo proprio ufficialmente in telecamere, la comunità c'è, se avete bisogno siamo qua tutti, perché una cosa del genere è inimmaginabile. Davvero è un lutto che colpisce. Abbiamo detto questo bimbo era al mare con la mamma, una giornata di svago, pendolari che da Roncade andavano a trascorrere una bella giornata visto il caldo di questi giorni, di questa settimana di Ferragosto. La mamma a un certo punto è bastato un istante aver spostato gli occhi da questo bambino che è scomparso in acqua mentre giocava vicino agli scogli, ha subito allertato. Tra l'altro c'è quell'immagine, Cristian, di quella catena umana che si è formata in spiaggia, che credo abbia colpito tantissimo chi l'ha vista. Io credo che sia anche per il motivo che la frazione di secondo in cui non vediamo il bambino in spiaggia sia un po' capitato a tutti, nel senso che hanno 1000 distrazioni e compro il gelato e faccio, quindi una cosa che è di norma un po' per tutti, che chi più chi meno, ma alla fine succede, e da lì a vedersi trasformare tutto in tragedia è una cosa, vedere le persone che subito si abbracciano a darsi una mano vuol dire che c'è ancora bella gente, grazie a Dio, e quindi è giusto che la nostra vicinanza ci sia. Certo, tra l'altro il papà Fabio appunto è titolare di un pub a Vedelago, il Bark, e lo si vede naturalmente in paese. Lei diceva sto pensando se anche tra i miei clienti è possibile. Stavamo pensando oggi se, visto che noi siamo un po' un punto di riferimento come negozio, e stavamo capendo se era anche uno dei nostri clienti che viene per di qua. Adesso dobbiamo fare un po' mente locale, però sì, diciamo che in piazza passa tutto, no? E quindi speriamo vivamente di poter vedersi a breve per darsi una stretta di mano, un abbraccio e via. Grazie a Cristian Demma. Allora, 2 comunità naturalmente legate in questa grandissima tragedia, Roncade e Cavallino Treporti. Sappiamo, direttore, che ci sarà a breve anche il collegamento proprio da Cavallino Treporti con la collega Daniela Sizzia. Noi da Roncade, ringraziando come sempre per la disponibilità Cristian Demma, ti restituiamo la linea allo studio con Nicoletta Rizzetto. Grazie molte a Lina Paronetto e a Nicoletta Rizzetto. Vediamo i titoli del Gazzettino.
Pino su questa tragedia. Basso, direttore SNS, la spiaggia non è un parco giochi, ogni anno persi 30 bambini, ai genitori dico di stare attenti, questa è la notizia principale, speranze finite, il corpicino recuperato nel cuore della notte. E c'è un'altra mamma che ovviamente straziata dal dolore, la Procura di Venezia l'ha iscritta nel registro degli indagati perché era alla guida dell'auto finita nel Sile a Jesolo. L'ipotesi è di lesioni colpose, rimangono gravissime le condizioni del figlio di 5 anni rimasto 20 minuti sott'acqua. È indagata con l'ipotesi di lesioni colpose la 38enne di origine moldava che guidava l'auto finita nel Sile con a bordo i figli di 12 e 5 anni. Il bimbo di 5 anni è stato salvato dai sommozzatori dei pompieri dopo 20 minuti trascorsi sott'acqua ed ora lotta tra la vita e la morte, ricoverato in condizioni gravissime nella terapia intensiva della pediatria di Padova. L'iscrizione della donna nel registro degli indagati sarebbe un atto dovuto da parte della Procura per consentirle di nominare eventuali consulenti a difesa. La donna ha perso il controllo dell'auto a Jesolo, al bivio tra via Piave Vecchio e via Adriatico, oltrepassando l'argine e cadendo nel fiume. Lei e la figlia di 12 anni erano riuscite a mettersi in salvo risalendo in superficie, mentre il bimbo era rimasto bloccato nel seggiolino sul sedile posteriore con il mezzo che continuava a sprofondare. Non vorremmo che il destino di questa famiglia fosse segnato in maniera tragica da Jesolo, ecco, quindi continuiamo, preghiamo, nel frattempo la polizia locale fa il suo lavoro per cercare di ricostruire un senso a tutto quello che è successo. Seppure gravissime, le condizioni del bimbo rimangono stabili. Dopo l'uscita di strada, l'automobile è sprofondata fino a raggiungere il fondo del fiume a 7 metri di profondità. Prima di essere riportato in superficie dai sommozzatori dei vigili del fuoco, dopo 2 tentativi di salvataggio da parte di un cuoco 38enne tunisino ed un turista tedesco, il piccolo ha trascorso 20 minuti sott'acqua, bloccato dalle cinture del seggiolino. Data la lunga permanenza senza ossigeno, bisognerà quindi attendere che nei prossimi giorni i sanitari possano valutare i danni patiti a livello neurologico e le eventuali possibilità di ripresa. A nome mio, a nome dell'amministrazione, ma direi di tutta la comunità iesolana, c'è un pensiero e la preghiera continua per il piccolo che speriamo, nonostante la gravità della situazione, possa superare questo difficile momento. Servizio di Filippo Fois, andiamo a Trieste perché è stata trovata morta in un dirupo davanti a Montegrisa la 25enne triestina Giulia Bonin, che era scomparsa da domenica. Dopo una giornata di ricerca e di soccorso alpino e i vigili del fuoco coordinati dalla prefettura, la tragica scoperta in nottata. Una giornata intera di ricerche e la diramazione della foto alla stampa nella serata di ieri, poi pochi minuti prima delle 23, la scoperta del corpo di Giulia Bonin in un dirupo nei pressi di Montegrisa. La 25enne si era allontanata da casa domenica all'ora di pranzo. Prima del ritrovamento del cadavere, proprio in quella zona dell'Altura Carsica, era stata trovata la sua borsetta. Gli esperti di soccorso alpino e vigili del fuoco hanno scandagliato quell'area per tutto il pomeriggio, passando in rassegna ogni possibile anfratto attorno al Tempio Mariano. Non si tratta di un luogo a caso, ma di una zona che Giulia frequentava abitualmente nelle sue passeggiate. La speranza di trovarla ancora viva si è spenta quando ormai al buio i soccorritori hanno individuato il corpo, issato poi sul sentiero dopo averlo imbarellato. La giovane non aveva dato alcuna motivazione circa la sua uscita di casa e il perdurare del suo silenzio, però ora dopo ora ha allarmato sempre più la madre, che si è rivolta alla questura presentando denuncia di scomparsa. In breve si è attivato il protocollo di ricerca previsto dalla prefettura nel caso di persone scomparse, poi il ritrovamento della borsetta da parte di alcuni passanti, la conferma che si trattasse di lei sulla base di un numero di un familiare trovato su un biglietto. Dunque la ricerca frenetica in tutta l'area fino alla tragica scoperta in serata. Servizio di Marco Stabile appartiene a un uomo di Asolo, il camper che venerdì si è allontanato da Mestre dopo aver urtato un ciclista 64enne che è morto poche ore dopo. Al volante una donna di origini sudamericane che viaggiava con i figli. Il mezzo è sotto sequestro. Grazie alla polizia locale che ha individuato prontamente chi era alla guida del camper che ha investito Paolo Pistolato, il ciclista morto in Rampa Rizzardi a Mestre
qualche giorno fa. Alla guida del mezzo c'era una donna di origini sudamericane con a bordo 2 adolescenti. Il camper risulta intestato a un uomo residente ad Asolo in provincia di Treviso. Secondo le testimonianze raccolte, la donna si sarebbe fermata pochi istanti dopo l'impatto, rendendosi conto dell'accaduto, ma poi si sarebbe allontanata senza prestare soccorso. Individuata grazie anche a un sistema efficace e distribuito di telecamere su tutta la città. Le indagini condotte dalla Polizia Locale di Venezia hanno permesso di rintracciare il veicolo e sequestrarlo. Le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona hanno ripreso sia l'urto che il numero di targa. Gli inquirenti stanno approfondendo la posizione della conducente, che al momento è indagata per omicidio stradale colposo, omissione di soccorso e fuga. Proseguono gli accertamenti per chiarire nel dettaglio la dinamica e le responsabilità. Le nostre condoglianze vanno ai parenti, ai familiari, agli amici di Paolo Pistolato, che ha perso la vita in questa maniera molto tragica, ed ora speriamo che la giustizia faccia il suo corso e anche ci siano delle pene esemplari, perché morire in questo modo senza poi fermarsi non è assolutamente ammissibile. Paolo Pistolato, originario di Favaro Veneto, quella mattina aveva preso la bicicletta perché lo scooter era in officina. Musicista e compositore, era molto conosciuto per la sua passione per la musica. È deceduto all'ospedale dell'Angelo di Mestre dopo un intervento chirurgico d'urgenza. I suoi familiari hanno dato il consenso all'espianto degli organi. Servizio di Nicola Marcato, oggi in regia Andrea Basso con Edoardo Paris. Ancora incidenti purtroppo, il fruttivendolo morto in A13, di cui si svolgeranno domani pomeriggio nella chiesa di Aneselle a Solesino i funerali. L'uomo Mauro Pavera aveva 64 anni, all'alba di sabato 2 agosto stava andando come ogni giorno a rifornirsi di frutta e verdura quando è rimasto coinvolto in un violento tamponamento che ha causato l'incendio del suo furgone. Per il 64enne non c'era stato nulla da fare, i funerali saranno celebrati alle 16, questa sera alle 19 in chiesa ad Arteselle, la recita del Rosario. Il rider pakistano morto dopo un tragico incidente a Vigonza, la procura ha firmato il nulla osta, la salma del 35enne potrà tornare in patria. Dovrebbe partire entro un paio di giorni la salma di Shahzad Baloch, il 35enne pakistano, rider per una notissima agenzia di consegna di cibo per asporto, investito lo scorso 25 luglio a Vigonza e morto dopo 4 giorni di agonia in ospedale. Il PM di turno ha firmato il nulla osta e quindi la salma è stata restituita ai familiari che stanno organizzando il rientro in Pakistan, dove sarà celebrato il funerale. Proveniva da una città del nord-est del paese asiatico, Shahzad Baloch, e qui dalla moglie e dalla figlia tornava ogni estate. Nel frattempo proseguono le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. Con l'accusa di omicidio stradale è iscritta nel registro degli indagati la donna al volante dell'auto che ha investito il 35enne, una 44enne residente a Noventa Padovana. Servizio di Chiara Gagliani, torniamo adesso a Cavallino Treporti, alla tragedia del bambino che è scomparso, un bambino di 6 anni che ha annegato in mare. In diretta Daniela Sizia, a te Daniela. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Siamo nel punto esatto dove il bimbo stava giocando, lo vedete in una parte di spiaggia libera. Qui stava giocando, qui si stava divertendo, qui poi ad un certo punto non è più riaffiato dall'acqua. Immediato ovviamente l'allarme lanciato dalla madre disperata che ha subito allertato tutti i soccorsi. Vedete direttore, vi faccio vedere qui, i turisti sono arrivati, hanno messo le candele, hanno messo delle preghiere, un pensiero proprio per Carlo, le conchiglie che lui amava tanto, un gioco per ricordare questo bimbo che purtroppo è stato trovato alle 2, circa le 2:45. Non neanche tanto distante da qua, un po' più a largo, dove la corrente lo aveva portato sul fondale. Ritrovate, sono chiuse purtroppo le speranze per questo bimbo. Io sono con l'assessore al turismo, Alberto Ballarin. Assessore, una tragedia, una giornata di felicità, di vacanza che si è trasformata in realtà in una giornata di lutto. Esatto, un momento, un'immane tragedia per il territorio di Cavallino Treporti, proprio perché questo piccolo
un bambino che si trovava qua nel nostro arenile a giocare, a divertirsi, improvvisamente sparisce per poi essere ritrovato nella notte. Quindi da parte della sindaco Roberta Nesto, da parte di tutta l'amministrazione, ma anche della popolazione di Cavallino Treporti, va il nostro grande cordoglio a tutta la famiglia. Ecco, avete anche messo a disposizione degli psicologi per questa mamma? La psicologa che ha un contratto con il comune è stata coinvolta e la ringraziamo per aver parlato con tutta la famiglia, così come la Croce Verde, per cercare di dare un sollievo, degli strumenti di sollievo per questa immane tragedia. Grazie davvero, Assessore. E le indagini della Capitaneria di Porto, le indagini delle forze dell'ordine per ricostruire quello che è accaduto in quel pomeriggio alle 16, quando il piccolo è andato a fare il bagno e poi è scomparso tra le onde. Prima li abbiamo visti proprio qua che giravano, 3 uomini della Capitaneria di Porto che stanno ancora sentendo. Abbiamo sentito anche un bagnino, uno di quelli che ha messo in moto la catena umana, una vera e propria, direttore, catena umana di oltre 600 persone che si sono prese per mano e hanno scandagliato il mare da qua, dalla riva, fino a quando potevano, fino a dove potevano toccare alla ricerca di questo bambino. Io sono proprio brevemente con il presidente dell'Asso Camping, Francesco Berton. Presidente, avete sospeso tutte le attività oggi? Assolutamente, oggi è una giornata mesta per Cavallino Treporti, per le strutture turistiche, per la spiaggia. Proprio il rispetto della famiglia, per la famiglia e del bambino per questo tragico evento, abbiamo deciso di sospendere tutte le attività di animazione in spiaggia. Questa è la settimana di Ferragosto, è tutto pieno, però l'atmosfera è di lutto e quindi rispetteremo per oggi questo desiderio anche dei nostri ospiti di un momento di riflessione. Grazie davvero, Presidente. Prima abbiamo sentito a microfono un turista straniero, direttore, con le lacrime agli occhi, uno di quelli che si è buttato in mare per cercare il piccolo Carlo, disperato, è venuto qui, ha guardato il mare e ci diceva: io non riesco a parlare, io ho dei bambini, non riesco neanche a pensare e veniamo qua da anni e mai è accaduta una cosa così, io sono, dice, devastato. Poi insomma sicuramente questa sera faremo anche il punto delle indagini da parte delle forze dell'ordine. Direttore, qui da Cavallino Treporti è tutto, ti restituisco la linea. Grazie molte a Daniela Sizia, Michele Zanette. Attentato di suicidio, un 17enne che ieri ha seminato il panico nel centro di Vicenza, per fortuna è stato impedito l'irreparabile, ma per la polizia a Vicenza sono stati momenti di operazioni molto delicate. Vediamo. Era stato arrestato in flagranza e portato al centro di prima accoglienza del carcere minorile di Treviso. Una volta in cella, un 17enne di origini tunisine ha tentato di impiccarsi con i suoi jeans. Tempestivo l'intervento degli agenti di polizia penitenziaria che hanno immediatamente allertato il medico della vicina casa circondariale. Arrivato in pochi minuti ha proseguito le manovre di rianimazione già avviate dai 2 poliziotti che, entrati nella cella del ragazzo, si sono trovati di fronte alla drammatica scena. Il giovane, un minore arrivato in Italia senza l'accompagnamento di alcun familiare, è stato subito trasferito all'ospedale di Treviso e ricoverato in rianimazione. Le sue condizioni sono gravi. È stato fatto tutto il possibile per salvare la vita del ragazzo, fanno sapere in una nota diffusa dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità. Il 17enne era stato arrestato sabato dalla polizia di Vicenza dopo aver letteralmente seminato il panico in città. Rapine tentate, messe a segno in poche ore, il tuffo nel fiume Retrone per sfuggire agli agenti, infine si era barricato in un palazzo cercando di tenere lontani i poliziotti, svuotando contro di loro un estintore e lanciando frammenti di vetro. Fatto uscire con un blitz delle forze dell'ordine, era stato arrestato con una sfilza di capi d'accusa, quindi il trasferimento al minorile di Santa Bona e il drammatico tentativo di togliersi la vita. Servizio di Lina Paronetto, andiamo a Padova dove la polizia ha arrestato un cittadino cinese di 39 anni che camminava in Viale Arcello con una pistola carica nel borsello.
È finito prima in questura e dopo in carcere il cittadino cinese di 39 anni arrestato sabato pomeriggio dagli agenti delle volanti. L'uomo stava camminando lungo viale Arcella a piedi, ma alla vista dell'auto della polizia ha cercato di allontanarsi. Un atteggiamento che non è sfuggito all'occhio attento degli agenti, che sono scesi e lo hanno fermato per un controllo. Nel borsello il 39enne aveva nascosto una pistola calibro 7,65 di fabbricazione jugoslava con la matricola a brasa. Non solo, nell'appartamento di via Tiziano Aspetti, dove viveva, un'abitazione usata come bed and breakfast abusivo da stranieri in condizioni igieniche precarie, gli agenti hanno sequestrato 2 coltelli a serramanico, 4 cellulari e il passaporto a lui intestato, diverso da quello esibito durante il controllo, risultato di un cittadino cinese in possesso di permesso di soggiorno. Irregolare in Italia, il 39enne era già conosciuto alle forze dell'ordine per una rapina commessa a luglio a Prato con altri 3 connazionali. Per il 39enne, forse affiliato alla malavita cinese che agisce in Italia e di cui solo la scorsa settimana la polizia ha sgominato una vasta organizzazione in diverse regioni, tra cui il Veneto, è scattato l'arresto per detenzione di arma clandestina, ricettazione, sostituzione di persona. Il GIP ieri ha convalidato l'arresto, disponendo la misura della custodia cautelare in carcere. A Loreggia il dolore è ancora vivo per la scomparsa di Andrea Brugnaro, che è morto sabato notte in un incidente in moto, una tragedia che arriva a soli 9 mesi dalla morte del fratello Michele, anche lui vittima di un incidente sulle 2 ruote a pochi chilometri di distanza a Resana. Non sono momenti semplici per tutta la famiglia. Insomma, ci ha lasciato tanto e adesso dobbiamo capire come organizzarci per andare avanti. Insomma, anche io devo prendere in mano un po' le redini della situazione. Fa fatica a trovare le parole Daniel Brugnaro, il figlio di Andrea Brugnaro, morto sabato notte a Loreggia, in provincia di Padova, al confine con Resana, a bordo della sua moto. Con gli occhi protetti da dei grandi occhiali scuri, ricorda quel papà che gli ha insegnato tutto quello che sa. Io faccio manutentore per un'azienda di Resana, anche grazie a quello che mi ha insegnato mio papà, insomma, perché è un lavoro che bisogna conoscere molti. Sapeva fare tuo papà? Sì, era un tuttofare, infatti mi ha insegnato quasi tutto. Una famiglia distrutta dal dolore, quella dei Brugnaro. Mamma Ornella non riesce a parlare, ho il cuore troppo carico di dolore, ha confessato alla sindaca, che è andata a trovarla subito dopo l'incidente. Una famiglia molto unita che solo 9 mesi fa piangeva un altro figlio, Michele, 32 anni, anche lui morto in un incidente a Resana, in provincia di Treviso. Tutti uniti sicuramente, soprattutto ai miei nonni e ai fratelli, ai miei zii. Andrea non sapeva darsi pace per la morte del fratello Michele, ci confida il figlio. Non c'era giorno in cui non parlasse di lui. La moto, la passione che li univa, un uomo ricco di interessi, ben voluto da tutti, che ha lasciato molto alla famiglia. Sicuramente la sua disponibilità, la sua inventiva nei lavori, la capacità di essere autonomi, diciamo che è stato un gran maestro. La data dei funerali è fissata per giovedì alle 10 alla chiesa di Loreggia. Per volontà della famiglia, inoltre, non saranno interrotti i festeggiamenti della fiera di San Rocco. Ieri, quando sono andata a parlare con la famiglia e chiedere, condividere con loro il cosa fare, la risposta è stata: Andrea amava le sagre, amava le feste e non avrebbe mai voluto ci fosse un'interruzione. Sicuramente come amministrazione parteciperemo alle esequie. Servizio di Francesco Rattai. Ieri la Marca trevigiana è stata la provincia più calda del Veneto. A Treviso una turista colta da malore è stata soccorsa e portata in ospedale. Intanto la Regione ha dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico fino al 14 di agosto. Con le temperature africane allerta anche per pronto soccorso e SUEM 118 che attendono intorno a Ferragosto un picco di chiamate per disagi creati da questo caldo soffocante.
Rispondono alle chiamate, elaborano l'emergenza, inviano ambulanze e sono reattivi già in 4 minuti per volare con l'elicottero in tutto il Veneto. Sono le donne e gli uomini del SUAM 118 pronti per le allerte di Ferragosto, in particolare quelle legate al grande caldo di questi giorni. Lo sappiamo già per esperienza che dopo qualche giorno di caldo continuativo intenso ci aspettiamo nei prossimi giorni che aumenteranno queste criticità. Funziona che l'utente o il parente della persona che è vittima di questa esposizione eccessiva al calore chiama, noi inviamo il mezzo di soccorso e ovviamente dopo aver supportato le funzioni vitali del paziente lo portiamo in ospedale. I consigli per non finire tra le mani degli operatori sanitari sembrano banali, ma restano gli unici efficaci, specie per le persone considerate più fragili, come bambini e anziani. Col caldo si suda molto di più, come tutti sappiamo, quindi bisogna reintegrare questi liquidi bevendo magari di più, soprattutto i pazienti anziani che non hanno il senso della sete devono sforzarsi di bere anche se non sentono lo stimolo della sete. E ancora per quanto soprattutto riguarda i pazienti anziani che sono anche i più fragili, mi raccomando di non cambiare la terapia che usano abitualmente, che i farmaci che assumono sempre vanno continuati a essere assunti. Se ritengono di dover cambiare qualcosa si devono consultare con il proprio medico curante. Un lavoro, quello degli operatori, che passa per la centrale operativa che riceve le chiamate che poi vengono smistate a seconda della necessità. Può servire un'ambulanza con il medico oppure un'ambulanza con un infermiere, un operatore ALS. L'elicottero solitamente esce nei codici rossi e quindi nei casi più gravi. Servizio di Elena Dal Forno. Vediamo i titoli del Corriere del Veneto. Una tragedia che in prima pagina: mamma muore di infarto davanti al figlio di 2 anni, è stata trovata dal marito, è accaduto a Treviso. La donna soffriva di cuore ed era sola con il piccolo. Il compagno si era allontanato, non vedendo risposte ai messaggi è corso a casa. Purtroppo all'arrivo dei soccorsi non c'era nulla da fare. Scontro tra 2 moto nella notte a San Vendemiano, morto a 20 anni Mattia Saccon. È stato uno schianto tra 2 motociclisti e ci collegheremo più tardi con Edi Kaliman, che mi dicono è pronta, e quindi andiamo subito a sentire i dettagli di questo ennesimo incidente stradale. A te, Edi. Direttore, eccoci qui con Francesca Pezzo che sta curando la parte tecnica. Ci troviamo in via Manina, San Vendemiano, siamo nella Marca. Un impatto violentissimo quello che è accaduto ieri sera tra 2 moto, 2 giovani di coetanei di circa 20 anni hanno impattato proprio in questo punto. Si vedono sull'asfalto ancora i segni. Il giovane che ha perso la vita di 20 anni, Mattia Saccon, era a bordo della sua KTM, una moto da enduro. Sostanzialmente ha impattato con il manubrio dell'amico con cui era uscito insieme ad altri amici a fare un giro in moto prima della partenza per Edimburgo per un corso di inglese. Sarebbe dovuto partire proprio in queste ore, direttore, perché devi sapere che il ragazzo Mattia Saccon aveva la passione sfrenata per i motori, il suo sogno che stava inseguendo tenacemente, quello di lavorare nella manutenzione dei motori da competizione, soprattutto Formula 1, dove alle scuderie aveva anche fatto uno stage, diplomato al Planck, aveva poi proseguito gli studi all'ITS di Faenza, ora questo corso di inglese per continuare, insomma, questo sogno. L'inglese è fondamentale per poter lavorare in questi ambienti. Qui l'impatto e come inquadra bene Francesca Pezzo, ancora i segni sull'asfalto e il segno dell'olio del motore, poi più avanti purtroppo il sangue che nelle prime ore del mattino, intorno alle 8:30, 9 di questa mattina, il suo patrigno è arrivato qui a pulire in attesa dell'arrivo della madre, che è in Spagna attualmente con la figlia. Hanno preso il primo volo per arrivare qui in tempo, insomma, cercare di arrivare il prima possibile dal figlio, che purtroppo in questo impatto ha perso la vita. E ovviamente abbiamo sentito dei vicini, la maggior parte delle case qui in zona sono tutti in ferie, pochi hanno sentito l'impatto, tranne in qualche casa più in là, dove una signora ci ha raccontato di aver sentito in realtà le grida d'aiuto dell'amico che chiedeva
appunto aiuto ai soccorsi che sono arrivati in pochissimi minuti, però per il giovane purtroppo non c'era già più nulla da fare. Direttore, così intanto da San Vendemiano ovviamente tutti i dettagli nel servizio di questa sera. Se non hai domande con Francesca Pezzo ti restituisco la linea. Grazie Edi Caliman e Francesca Pezzo per la parte tecnica. Vediamo i titoli del giornale di Vicenza. C'è stato un accoltellamento a Rampazzo vicino a Camisano Vicentino, accoltella il rivale alla sagra di San Gaetano, caccia ad un giovane. E poi lavori della TAV, giù le pensiline in stazione a Vicenza, fissate le regole anti-PFAS. Crack della Banca Popolare di Vicenza, Gianni Zonin condannato a risarcire 1,3 milioni di euro ad un azionista. Un bimbo di 10 anni a Enego sull'altopiano cade e si ferisce sulla giostrina del parco. E poi un'indagine del giornale di Vicenza, vicentini golosi ogni anno sborsano 26 milioni per i gelati. La salvaguardia del territorio del Trevigiano dal rischio esondazioni. Sono iniziati i lavori per la realizzazione del bacino di laminazione sul Monticano a Fontanelle, parte integrante del progetto Pradeigai. Questa prima cassa sarà ultimata nel 2027, poi si procederà con la seconda sul fiume Livenza. Colpo di benna a Fontanelle per dare avvio alla realizzazione del bacino di laminazione del Monticano, prima parte di un'opera per mettere in sicurezza Livenza, la confluenza con il Meduna. Qui stiamo realizzando un bacino di laminazione che interessa il fiume Monticano e il canale Cervadella. Peraltro a monte sul Cervadella anche il Consorzio di Bonifica ha già fatto un piccolo bacino di laminazione, uno lo abbiamo fatto a Valle di Lutrano in corrispondenza del corso d'acqua, si chiama Borniola, e qui si riusciranno ad accumulare oltre 1 milione di metri cubi d'acqua. Costo di questo bacino 16 milioni di euro, più consistente il secondo intervento nell'area di Pradeigai. Sempre nella stessa gara d'appalto è stato finanziato e aggiudicato anche il lavoro del bacino di laminazione di Pradeigai. Lì stiamo parlando di un'opera che, a differenza di questo, contiene 20 milioni di metri cubi d'acqua, quindi un intervento assolutamente molto più grande rispetto a questo, ma che fa parte di un sistema di interventi fatti in vari punti e che consentono di incrementare la sicurezza. Stiamo parlando, fra questo e quello di Pradeigai, di un intervento da 48 milioni di euro. In caso di portate preoccupanti di questi fiumi, tali opere con l'allagamento di aree agricole possono salvare dall'esondazione abitazioni, strade, aree produttive a valle del bacino di laminazione nei comuni di Oderzo, Motta, Fontanelle, Gorgo, Mansuè e Porto Buffolè. Un progetto che rientra nel piano regionale di difesa del suolo che prevede 23 bacini, 14 dei quali realizzati. Resta ancora aperta la questione dei rischi per il Piave con il contestato progetto delle casse d'espansione sulle Grave di Ciano. Ora l'opera è commissariata. Sono comprensibili le opposizioni territoriali, perché poi giustamente chiunque si pone il problema di capire che impatto avrà l'opera. Penso che si affronti questa attività semplicemente con il dialogo, spiegando l'opera. Quando tu leggi che c'è un effetto diga con muri alti 10, 12, 13 metri, gli devi spiegare che non ci sarà un effetto diga con i muri in cemento armato. Ma questo non spetta a noi, lo farà direttamente il commissario. Intanto arriva un piano anti-allagamenti, in corso il monitoraggio per aggiornare il piano comunale delle acque, strumento che servirà all'amministrazione a capire le zone di criticità della rete delle acque superficiali e pianificare così interventi e risorse da mettere in campo nei prossimi anni. Temporali intensi, prolungati, bombe d'acqua che nel recente passato hanno messo in crisi anche la città di Vicenza con allagamenti e disagi. L'amministrazione ha avviato un monitoraggio in città per capire le criticità anche della rete delle acque superficiali. Attenzione alla sicurezza idraulica attraverso la redazione del piano delle acque. Nella zona più critica del territorio cittadino, ovvero il quadrante nord-est, si sta eseguendo un'analisi dettagliata sulla rete secondaria delle acque bianche per individuare le possibili soluzioni
soluzioni da adottare, oltre ai costi degli interventi e le priorità. Abbiamo visto negli ultimi anni come ci sono diverse zone della città che soffrono non solo i grandi fiumi in occasioni delle grandi piogge, ma anche la rete secondaria, le rogge, i canali, i fossati, che quando piove intensamente spesso vanno in crisi. Questo accade sia perché da un lato sono cambiate le condizioni meteo e quindi piove più intensamente o per periodi più prolungati, ma al contempo perché la tutela del territorio negli ultimi decenni non è stata la medesima di un tempo. Molti canali sono stati interrati, alcuni sono stati tombinati, la manutenzione anche a volte da parte dei privati che l'hanno intubata non è stata eseguita, i campi agricoli si sono estesi in alcuni casi fino alla strada, quindi sacrificando la parte di fossato, e questo comporta ogni qualvolta ci sia una forte pioggia vaste criticità. Per questo abbiamo finanziato un piano delle acque che intanto si sta concentrando sul quadrante nord-est della città, con estremo nord il quartiere di Anconetta, estremo sud il quartiere di Setteca, dove dei professionisti stanno facendo delle indagini, dei rilievi puntuali per andare a individuare quali sono le criticità, le potenziali azioni risolutive e anche una stima di costo di ciascun intervento. Questo ci darà la possibilità nei prossimi anni, nel prossimo piano di investimenti triennali, di andare a individuare risorse puntuali ma ben identificate per andare pian piano negli anni a risolvere in modo efficace queste problematiche. Si tratta di uno strumento di pianificazione territoriale che mira a conoscere e gestire in modo sostenibile le risorse idriche del territorio comunale, con particolare attenzione alla prevenzione del rischio idraulico e alla tutela della rete idrografica minore. Un documento che analizza lo stato delle acque superficiali e delle relative infrastrutture e individua le criticità e propone interventi per la loro gestione e manutenzione. Allora, è rientrato a Venezia poco fa Don Nandino Capovilla di Pax Christi, è stato respinto da Israele, voleva andare ad aiutare i palestinesi a Gaza. Sentiamo subito in diretta Filippo Fois. A te Filippo. Sì, eccoci direttore, siamo qua con Don Nandino Capovilla, appena arrivato, le chiedo subito come sta dopo quello che ha passato. Sì, no, io sto bene, no? Sono stato sempre bene, nel senso che solamente un po' così scombussolato per questa cosa molto spiacevole, perché credo che non si possa sequestrare una persona per una giornata intera. Perché lei non può entrare in Israele? Cosa le hanno detto? Che metto in pericolo la sicurezza di Israele. Ricordo che a proposito di sicurezza diceva il patriarca Sabbah, che è un grande nostro amico, diceva Israele sarà sicura solo quando rispetterà i diritti del popolo confinante, e questo quindi è una sicurezza che basa su. Ma lei cosa avrebbe fatto in Palestina? Uno dei tantissimi pellegrinaggi di giustizia, ecco, questi viaggi di conoscenza però attenta, che leggono, denunciano, guardano un po' le cose che non sono secondo il diritto. Ecco, domani saranno appunto... Racconterà bene come è trascorso la notte, dove l'ha passata? In una guardiola comune, diciamo, in un posto, ma sì, però veramente, ecco, non lì ho passato, cioè non è una prigione, era un posto, anzi abbiamo dovuto darci una coperta, tanta aria condizionata c'era, quindi allora fra 2 giorni i gruppi incontrano invece Sahar, che è un'amica che segue i prigionieri palestinesi, cioè dovevamo immaginare qualcosa, non so, a me mi spostavano, mi accompagnavano a fare la pipì in 4, però voglio dire, questo fa ridere, ecco, noi fa ridere, ma cosa può voler dire per un giovane di 8 anni tutta la vita essere arrestato e accompagnato sempre con questi soldati? Sinceramente non c'è paragone, ecco. Dice per lei è durato 24 ore, per gli altri dura tutta la vita. Non è stato nessuno, non è stato un sequestro, è stata una cosa illegale, direi, che per quello... Lei mi ha detto che sono molto arrabbiati lì, allora, perché lei non ha voluto firmare un documento, di cosa si trattava? Sì, secondo la prassi, insomma, loro hanno compilato questo e mi hanno detto di firmare, che aderivo a questa decisione di non tornare più in Israele, ecco, di non poter più entrare. E io ho detto, prima di firmare voglio parlare con il console, infatti poi ci sono state queste pressioni perché hanno anticipato il volo, essere dovuto partire stamattina, e invece ho detto as soon as possible, cioè
prima possibile che possa andare via. Lei conta di tornarci in Palestina? Io spero, non è molto facile con questa situazione. Grazie Don Nandino, lasciamo andare a riposarsi perché chiaramente è molto provato. Direttore, io dall'aeroporto Marco Polo di Venezia direi che possiamo restituirti la linea. Grazie molto davvero a Filippo Fois e a Simone Merlo per la parte tecnica, per aver intervistato Monsignor Nandino Capovilla, appena tornato da Israele dove è stato respinto, e adesso invece andiamo a Cancia di Borca di Cadore, dove vedo in diretta Tiziana Bolognani a 2 mesi dal disastro che ha bloccato l'Alemannia 51 e poi ha anche sepolto o semisepolto molte abitazioni. È ancora emergenza. A te Tiziana. Sì, direttore, buongiorno, ti sento e ti ho sentito con estrema difficoltà perché c'è un disturbo d'audio, probabilmente ci sono altri colleghi collegati da altre località e ho un ritorno in cuffia particolarmente fastidioso. Siamo nel giardino della proprietà della signora Scaglia, dietro di noi la statale 51 di Alemagna. Qui c'era un cancello la sera del 15 di giugno, quando attorno alle 11:30 la signora Scaglia, che era partita da poco meno di 3 ore per rientrare, è stata contattata dal cugino per dire è venuta giù la frana che ha travolto il suo giardino, la sua proprietà, fortunatamente lasciando intatta la casa, ma per rendervi conto di quanto materiale è sceso quella notte, il livello del fango e dei sassi arrivava qui più o meno, insomma, un'altezza di 2 metri. Questo è però ancora quel che rimane, perché se la situazione sta via via rientrando, ci sono ancora posti come il giardino, la proprietà della signora Scaglia, che sono un cumulo di ghiaia e di materiale che oramai si è solidificato e che è complicato anche da asportare. Sì, questo è un riporto. Signora, lei ci ha chiamato perché ha detto mi hanno abbandonato. E decisamente, da quello che potete vedere, mi sento abbandonata dalle istituzioni, perché nonostante vari appelli di qualche picconatore che venga a dare una mano, perché adesso la malta si è indurita e di conseguenza è difficoltosissimo da togliere. E infatti una cara persona ha comprato quel demolitore e ha fatto tutto questo mucchio che vedete di sto piccolo antelao, lo chiamo io ormai, che è nato e cresciuto sulla mia proprietà, e speriamo che qualcuno si muova. Io ho contattato il sindaco di Borca di Cadore, Bortolo Sala, e mi ha rappresentato un problema che si è presentato proprio nell'immediatezza della frana, cioè che la signora Scaglia aveva piacere, voleva essere presente nel momento dell'intervento di Vigili del Fuoco, Protezione Civile e poi delle ditte incaricate dal comune, perché questa proprietà è e 800 proprietà dei Trisavoli, bisnonni della signora Scaglia, che per l'appunto è triestina ma che qui ha voluto mantenere le sue radici, e diciamo che secondo l'amministrazione comunale, questo è quello che ci ha riferito, l'intervento non si è potuto fare perché lei ha detto che qui ci sono delle cose storiche ed era complicato e lei voleva essere presente. Non ne so nulla, perché i primi giorni ero presente, quindi pompieri e protezione civile era qui con me e io li seguivo, ma poi io altre ditte non ne ho visto l'ombra. Ho cercato qualcuno che mi dia una mano, niente da fare.
Qui sopra passa la ciclabile, che la signora Scaglia dice per la ciclabile è sempre pulita, sempre a posto, e invece basta guardare un po' più sotto e questo è quello che resta di questo giardino su cui svettano anche questi due abeti che hanno 60 anni, che hanno delle radici profonde. Lei si è preoccupata anche della stabilità di questi alberi, perché l'intervento con le piccole pachere, con le piccole macchine operatrici possono danneggiare le radici e quindi rendere instabili gli abeti. Infatti le hanno danneggiate, speriamo in superficie. Però è per questo che io ho bloccato la protezione civile e mi è stato detto meglio lasciare così, procedere a mano io e qualche amico. Basta, finito tutto là. La signora dice aiutatemi, questa è la situazione, vi faccio vedere assieme a Stefano Bozzi l'ingresso della sua casa che è rimasto esattamente così com'era, è una costruzione per davvero storica, bellissima, lo si vede a colpo d'occhio e abbiamo riconosciuto, nel momento in cui ci ha chiamato la signora Scaglia, abbiamo immediatamente riconosciuto i luoghi, perché qui la mattina del 16 eravamo con la nostra troupe, ancora con Stefano Bozzi e con il collega Christian Arboit, a documentare il disastro della frana di Cancia, frana che ha causato danni a monte per 12 milioni di euro. Il solo comune di Borca di Cadore per l'emergenza ne ha spesi 500.000 di euro e il problema è che comunque bisognerà provvedere a creare delle barriere che assicurino, che diano sicurezza a chi qui risiede. Lei è fiduciosa? Fiduciosa? No comment. Mi sto attivando infatti con la provincia perché mi costruiscano un muro che probabilmente proteggerà le prossime frane sicuramente ci saranno, si spera, non dell'entità di questa perché è stata detonante, però serve. Il muro a Lione serve. Mi batterò per averne uno di protezione di questa casa che è un gioiello per me. Grazie alla signora Daniela Scaglia, direttore da Cancia di Borca di Cadore. Tutto, gli aggiornamenti naturalmente nel telegiornale di questa sera. Grazie molte Tiziana, grazie Tiziana Bolognani, responsabile della nostra redazione di Belluno, con l'operatore Stefano Bozzi. Vediamo un precedente storico. Cancia era stata già distrutta, è stata già oggetto di una grossa colata di detriti, di rocce, di fango nell'Ottocento. Ci furono anche diverse vittime e questo è un titolo del Corriere che dice il villaggio dell'Eni, gli sfollati di oggi. Che cosa ci insegna la storia? Proprio sopra Cancia c'è il famoso villaggio dell'Eni che era stato voluto dal presidente dell'Eni Enrico Mattei. Adesso andiamo invece a Tombolo da Chiara Gaiani, perché c'è stata una lite tra vicini di casa in un condominio con 2 feriti. A te Chiara. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Ci troviamo nell'elegante zona residenziale dove domenica sera è scoppiato letteralmente il finimondo. Un uomo che era a passeggio con il cane ha avuto un atteggiamento di stizza nei confronti di un vicino di casa che avrebbe avuto la musica a tutto volume. Pareva finita là, in realtà l'uomo, il vicino di casa, un uomo di 53 anni, stiamo parlando tutti di persone insomma italiane, si è avventurato nella casa del vicino iniziando a colpirlo con violenza. Si è rotto un tavolo, ha staccato una delle gambe del tavolo e ha continuato a darglieli di santa ragione. Quest'uomo, un uomo di 61 anni, nel tentativo di difendersi ha imbracciato un coltello e l'ha leggermente ferito il suo aggressore, che l'è presa, pensate, anche con la moglie di questo vicino di casa che era corsa in soccorso del marito. Immediati sono stati avvertiti i carabinieri e anche sono arrivate qui 2
ambulanze del SUEM. Entrambe le persone, sia l'uomo di 53 anni, chiamiamolo l'aggressore, sia il 61enne, sono stati portati in pronto soccorso, come anche la moglie. Per il 61enne una prognosi di almeno 20 giorni, anche se non sono state riscontrate delle fratture, mentre il 53enne se l'è cavata con poco. Per quest'ultimo il PM di Padova ha stabilito gli arresti domiciliari con le accuse di lesioni gravissime e stanno indagando i carabinieri per capire se all'origine di una reazione così violenta ci fossero altri motivi o se fosse anche uno degli effetti del gran caldo che attanaglia tutto il Veneto in questi giorni. Nel frattempo è ancora in pronto soccorso il 61enne che i sanitari stanno monitorando. È arrivato da poco una dichiarazione del sindaco di questa città, di Tombolo, che poi noi vi faremo sentire nei telegiornali di questa sera, che rassicura tutti i suoi concittadini dicendo appunto che si tratta di un fatto isolato sul quale stanno indagando i carabinieri e che ovviamente c'è massima fiducia nell'operato delle forze dell'ordine. Ecco, io direi che è tutto per ora. Ringrazio per la collaborazione tecnica il collega Federico Cibotto. Da Tombolo la linea può tornare allo studio. Grazie molte a Chiara Gaiani, all'operatore Federico Cibotto, e andiamo avanti con la politica in vista delle regionali. Non si accettano veti, dice il coordinatore di Fratelli d'Italia De Carlo, riferendosi allo stop che potrebbe arrivare dagli alleati a chi ha da poco cambiato casacca politica, per esempio esponenti della Lega che sono passati con Forza Italia. Intanto via libera alla lista Zaia e porte aperte alla candidatura a presidente di un civico. Sentiamo Lina Paronetto. Fosse per me candiderei la Rizzotto, però non dipende solo da me e quindi credo che chiunque faccia una valutazione sappia che giovarsi dell'esperienza, soprattutto in un momento in cui noi aumenteremo il numero di consiglieri e quindi abbiamo bisogno anche dell'esperienza, sia una cosa direi normale. Ogni forza politica all'interno della coalizione è libera di mettere in lista chi vuole, che sia un militante di lunga data o uno appena arrivato da un altro partito. Fa il nome della più nota degli ex leghisti, il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Luca De Carlo, ribadendo che l'ipotesi di vedersi imporre veti dagli alleati è così remota che neppure se l'aspetta. Non credo che arriverà mai al tavolo del centrodestra questa proposta e se dovesse venire per noi sarebbe irricevibile, perché è chiaro che ciascuno di noi farà le liste secondo propria coscienza e quindi senza veti, perché con i veti non si fanno le coalizioni, non si costruisce mai nulla, e poi perché se uno oggi andava bene quando era leghista non può non andare bene nell'alveo di centrodestra se ha una casacca diversa. Nulla osta, dice De Carlo, a mettere in campo una lista Zaia, sebbene sarebbe inusuale, aggiunge, una lista che porti il nome di uno che non è candidato presidente. Però è una valutazione che spetta alla Lega. Come la Lega intende approcciarsi a queste elezioni non è un problema di Fratelli d'Italia, o meglio, non è un tema che Fratelli d'Italia deve affrontare. E anche questa è strategia. Il tiramolla che va avanti da mesi nella Lega fa intuire che è proprio all'interno del carroccio che questo tema è divisivo. Dare il via libera e rilanciare la palla ai leghisti altro non fa che metterli in ulteriore difficoltà e rafforzare Fratelli d'Italia. Quanto al candidato presidente del centrodestra, De Carlo ribadisce che non c'è fretta, nome a settembre, elezioni il 16 o 23 novembre e non esclude possa trattarsi di un civico. Io credo che tutte le ipotesi siano al vaglio dei nostri leader al tavolo nazionale, sia che sia di Fratelli d'Italia, sia che sia della Lega, o sia che sia una persona che faccia sintesi su entrambe le posizioni, quindi nessuna preclusione nemmeno nei confronti di un civico naturalmente. Non nascondendo che quello di Matteo Zoppas sarebbe un nome molto apprezzato. Matteo è una persona che sta svolgendo uno straordinario lavoro a Lice, sta mettendo veramente anima e corpo in quello che sta facendo, lo sta facendo bene e quindi credo che possa svolgere bene sia quello e mai se dovessimo chiederglielo anche il ruolo di governatore, immagino. E questo era Luca De Carlo. Ancora la politica, unico tra gli assessori leghisti della giunta Zaia a non autocandidarsi per le prossime regionali. Giampaolo Bottacin si toglie un sassolino dalla scarpa, ha detto: ho fatto i compiti per casa,
in proporzione al collegio sono stato il più votato, ma forse qualcuno non ritiene che io sia un valore aggiunto per il partito e si è parlato di un possibile passaggio anche per l'assessore all'ambiente e alla protezione civile a Forza Italia. Sentiamo Marta Marangoni. Sono arrivate 158 candidature più altre 40, siamo quasi a 200 candidature e i posti in lista mi pare che siano molti meno, una cinquantina, quindi comunque la scelta la fa il segretario del partito. Io nel corso di questi anni penso di aver fatto i compiti per casa. Unico tra gli assessori della Giunta Zaia a non aver presentato la propria autocandidatura, all'indomani del direttivo regionale della Liga, Giampaolo Bottaccin diventa un caso nel Carroccio Veneto, alle prese con un esercito di candidati ed un futuro che, dicono i sondaggi, vedrà le file dei consiglieri considerevolmente ridimensionate. Bottaccin, più volte in rotta di collisione con i vertici nazionali del partito, snocciola i risultati portati a casa in questi anni, dall'autonomia sull'idroelettrico alle opere di difesa del suolo per oltre 2 miliardi di euro, il piano rifiuti e quello cave e la riforma della protezione civile. Sono stato di gran lunga il più votato del Veneto perché non ho preso il più alto numero di preferenze, quelle le ha prese Marcato, però ricordo che il mio collegio elettorale è un quarto rispetto a quello di Padova e quindi le mie 9.000 preferenze in un bacino elettorale come quello di una provincia come può essere Padova, credo di aver dimostrato di aver portato qualcosa al partito, no? L'11% degli elettori bellunesi hanno scritto il mio nome 5 anni fa, i compiti per casa mi pare di averli fatti, l'80% del piano triennale delle opere pubbliche del Veneto è fatto da opere di difesa del suolo, cioè io più di questo non posso dire, dopodiché spetta a Stefani decidere chi vuole candidare. Ed in tempi nei quali si continua a parlare di valori aggiunti per il partito, vedi lista Zaia, Bottaccin si toglie un sassolino dalla scarpa. Può anche essere che qualcuno ritenga che io non sia un valore aggiunto, ma questo lo deciderà il partito, io non entro nel merito di questo. L'azione di Carlo Calenda è orientata verso il sostegno a Manildo, stando alle parole del presidente regionale di Azione Nicolò Rocco, ma la certezza non c'è ancora. La candidata del Partito Democratico in Consiglio regionale Antonella Tocchetto non ha dubbi sulla naturale collocazione dei calendiani. Le sue parole in un'intervista su Antenna 3. Sentiamo. Io credo che sia la collocazione naturale di Calenda, perché è vero che Calenda a livello nazionale dice noi votiamo anche dei provvedimenti, non guardiamo alle persone ma guardiamo ai provvedimenti, ma nel caso di specie insomma è più connaturale la loro posizione all'interno del centro-sinistra. Io confido che loro ci saranno insieme alla lista di Renzi, penso che faranno un listone unico, come ad esempio i civici. Stiamo chiudendo, ma quando si tratta di regione o quando si tratta della politica nazionale, due schieramenti secondo me è la cosa giusta. Ci si confronta su programmi e idee, due schieramenti compatti, quindi per quello che riguarda il centro-sinistra che va dal centro Calenda alla sinistra di AVS, comprese le liste civiche, e per quello che riguarda la destra che va dalla Lega a Fratelli d'Italia con Forza Italia. Le posizioni diverse tra centro-sinistra e centro-destra sono chiarissime, insomma noi siamo per come dire, qualcosa di collegato ma di condiviso, mentre loro sono molto per la persona, come dire, il leader che avanza. Noi siamo per un lavoro collettivo che magari è più difficile, però può essere più, come dire, interessante come risposta ai cittadini. E così l'avvocato Antonella Tocchetto, che è vicepresidente del Consiglio Comunale di Treviso, e adesso ci colleghiamo in diretta con il professor Gianfranco Perulli, che vedo collegato. Sì, buongiorno professore, grazie per essere con noi. Professor Perulli, avvocato e docente universitario, e presenterà il suo ultimo libro domani alle 18 in sala Don Pietro Alverà, largo Poste 14 a Cortina d'Ampezzo. È un libro sulla urbanistica, il titolo è Urbanistica, bene comune. Professore, grazie per essere con noi. Si parla purtroppo di urbanistica oggi come oggi in relazione allo scandalo di Milano, all'inchiesta della
della procura, le dimissioni di un assessore, la richiesta di dimissioni del sindaco, però lei l'urbanistica la analizza sotto altri punti di vista e proprio sottolineando quanto sia importante affrontare l'urbanistica seguendo le regole e le leggi. Certamente, questi episodi che anche lei direttore ha ricordato adesso, che sono delle patologie di una situazione, proprio perché il cittadino in realtà non è inserito come dovrebbe essere veramente nel rapporto tra la pubblica amministrazione, i vari comuni e i privati che costruiscono. In questo rapporto bilaterale non c'è il cittadino, cioè il cittadino è in realtà un terzo rispetto a questi due punti di riferimento. Bisogna invertire la rotta, bisogna cioè utilizzare lo strumento della partecipazione, che è uno strumento del diritto amministrativo che ha avuto già in questi anni una crescita sul piano dell'applicazione da parte di chi opera nei comuni, dei dirigenti, dei RUP, nei comuni sia nell'urbanistica che nelle altre materie, ovviamente per esempio gli appalti pubblici, e quindi la partecipazione è la chiave per risolvere il problema e ridare respiro e togliere quella velina negativa che c'è, perché ormai si pensa sempre che in qualche modo la pubblica amministrazione debba in qualche modo offrirsi al privato e il privato in qualche modo attende che la pubblica amministrazione si offra. Questa è la situazione patologica che si è creata, che spesso è poi ingiustificata, perché poi vediamo che molto spesso una serie di indagini finiscono nel nulla, una serie di processi finiscono nelle assoluzioni, quindi è proprio una prassi che deve essere radicalmente cambiata e noi siamo contenti domani di fare questo convegno a Cortina presentando il libro, ma anche aprendo a interventi per esempio dell'ambasciatore Scarante, che sarà presente con alcune sue definizioni sul bene comune, al di là di quella che può essere la strettoia dell'urbanistica. Abbiamo il piacere di presentare il libro domani a Cortina d'Ampezzo, che è un grande palcoscenico, ma che ha risolto il problema delle Olimpiadi con grande difficoltà. Quindi queste Olimpiadi Cortina-Milano che si preannunciano molto interessanti e avendo superato anche delle difficoltà sul piano proprio della logistica e degli interventi urbanistici sul territorio che sono stati fatti in questi due anni. Professore, poi lei anche sui bonus edilizi, le prospettive legate alla direttiva UE, i condoni, davvero c'è sempre, ci sono grandi polemiche anche all'interno della politica su queste leggi che spesso non rispettano i regolamenti dell'Unione Europea. Sì, il banco di prova adesso è il PNR. Il banco di prova è il PNR perché vedremo se questi progetti saranno realizzati. E questo è un discorso molto interessante perché abbiamo ottenuto questi finanziamenti che sono dei prestiti ma sono importantissimi per un rilancio del settore e quindi per il lavoro qualificato, per il lavoro diffuso e quindi vedremo in che misura questi progetti saranno realizzati. È una scommessa che le pubbliche amministrazioni italiane hanno fatto, è una scommessa proprio che ha
un risvolto economico molto delicato, perché se vanno in porto sarà un successo, se invece questi progetti saranno claudicanti evidentemente questi soldi saranno spesi male. Quindi direi che il PNR è il banco di prova del rilancio della pubblica amministrazione e di un ottimismo nei confronti della pubblica amministrazione. Professore, grazie. Una montagna di soldi dal PNRR che si spera venga poi utilizzata nel migliore dei modi e non si perde in mille rivoli. Ricordo ancora domani la presentazione del libro del professor Perulli alle 18 in sala Don Pietro Alverà, largo Posti 14 a Cortina d'Ampezzo. Grazie professore, a presto e buon lavoro, arrivederci. Grazie, arrivederci. E con i nostri registi Andrea Basso e Edoardo Paris andiamo in pubblicità, torniamo subito, state con noi. Parliamo spesso di sanità nei nostri telegiornali e la sera a Focus i problemi della sanità che non riguardano soltanto il Veneto, in particolare la carenza dei medici per una errata programmazione. Intanto sono aumentati i posti alla scuola di medicina di Padova ed è un buon segnale, lo conferma il direttore Angelo Deitos, un aumento proprio nell'anno in cui sparisce il test d'ingresso sostituito dal filtro biennale. In realtà questo cosiddetto bimestre / semestre filtro è di fatto un esame di accesso. Noi abbiamo aumentato di un ulteriore 10% il numero di iscrivibili a medicina, portandoli a poco più di 600 posti, quindi devo dire che negli ultimi 5 anni abbiamo raddoppiato nella sostanza il numero di studenti iscrivibili. Per la precisione sono 686 i posti assegnati a Padova, 56 in più rispetto allo scorso anno. Questo nell'anno dell'addio al numero chiuso, dove però, come spiega il professor Angelo Deitos, direttore della scuola di medicina dell'Università di Padova, il primo biennio continua comunque a fare da filtro com'era con l'esame d'ammissione negli scorsi anni. Questo però ha portato a una diminuzione rispetto agli iscritti al test di circa un 20% rispetto alle medie degli anni precedenti. Abbiamo avuto probabilmente un po' meno richieste di quelle che noi immaginavamo, ma siamo nell'ordine di 2500-2800, probabilmente perché questa nuova formula genera nella sostanza un'incertezza. Nella formula precedente chi era ammesso era ammesso. Oggi rischi, se non viene ammesso, di perdere un anno di studio e quindi questo probabilmente ha un pochino disincentivato l'iscrizione al semestre filtro. E l'ultima puntata di Focus prima della pausa di Ferragosto avevamo venerdì sentito tra gli ospiti Claudio Sensini, che è un esponente dell'associazione Sportello dei diritti dei malati alle cure. Sentiamo cosa ha detto sulla questione delle visite specialistiche e su altro ancora. Molto spesso si sente rimandare magari all'anno dopo. Dal suo punto di vista la Regione del Veneto ha detto più volte che insomma il monte delle visite specialistiche, delle attese è stato diciamo abbattuto in buona parte. Lei cosa si era accumulato nel periodo Covid veramente una quantità enorme di richieste che non potevano essere soddisfatte, ma il discorso è diverso perché il problema delle liste d'attesa riguarda soprattutto la sanità di base, cioè i cittadini che si rivolgono al medico di base e che il medico di base manda o a fare degli esami clinici o a fare delle visite specialistiche. Non condivido quello che dice il sindaco di Soave, che la sanità del Veneto è un'eccellenza. L'eccellenza c'è, ce l'abbiamo tutti, ma se uno va a chiedere un semplice esame, una radiografia, senza urgenza, quanto tempo ci mette? Allora la polemica era proprio sui tempi, sulle attese. Andiamo adesso a Bassano del Grappa, dove in pieno centro, letteralmente a 2 passi dal Tempio Ossario, spunta una nuova antenna di telefonia mobile. I cittadini sono sul piede di guerra, il Comune allarga le braccia dopo aver perso un ricorso al TAR. Ferdinando Garavello.
Le due torri del Tempio Ossario, che da più di 90 anni accolgono il visitatore che arriva da sud nel centro storico di Bassano, avranno ora un nuovo vicino di casa che cambierà la skyline dell'area del centro giovanile. Già, perché in piazza Paolo VI è in arrivo un nuovo cantiere che donerà un volto diverso alla zona grazie alla costruzione di un'antenna di telefonia mobile che sorgerà nel bel mezzo del parcheggio delle poste. La novità non piace per niente ai residenti e il comitato di quartiere lo fa sapere tramite una comunicazione che sta facendo rapidamente il giro della città. Il comune, dal canto suo, allarga le braccia e ammette di avere pure perso un ricorso al TAR contro la ditta. Quello che l'amministrazione comunale poteva fare l'ha fatto. Rispetto a questo sito abbiamo perso anche un ricorso al TAR. Quello che noi facciamo e continuiamo a fare è quello di tenere monitorati ovviamente quelli che sono i campi elettromagnetici. Come amministrazione abbiamo acquistato una centralina, abbiamo sottoscritto un accordo con ARPA sia per l'analisi dei dati ma anche ovviamente per l'assistenza tecnica. C'è poco da fare, avverte l'assessore, ma nel giro di poche centinaia di metri sono ormai 3 le antenne che cambiano l'aspetto dei luoghi e preoccupano i cittadini. Quella di piazza Paolo VI poi è particolarmente vicina al Tempio Ossario e al suo scrigno di memoria. Siamo consapevoli che la tecnologia ormai fa parte della nostra vita quotidiana, sia in termini lavorativi che di studio. Sappiamo che questi impianti sono necessari, sono considerate opere primarie come l'acqua, la luce e il gas e quindi si fa fatica a limitarne la diffusione. Quello che facciamo invece è il controllo costante di questi siti. Da quando è partito l'iter il comune tiene d'occhio la situazione e vi rassicura che il contatto con il quartiere è stato costante. In questi mesi siamo sempre stati in contatto con il Consiglio del quartiere, c'è stata una grandissima collaborazione anche per cercare di trovare dei siti alternativi. Il nostro regolamento limita ovviamente questi impianti, quello che è il centro storico, per evitare proprio di deturpare gli edifici. Abbiamo cercato di trovare dei siti alternativi in collaborazione sia con il Consiglio del quartiere ma anche con la parrocchia che è stata sempre disponibile, però è chiaro che questo è il risultato del sito idoneo e quello più opportuno dove installare l'antenna. Restiamo a Bassano del Grappa perché il teatro Astra torna nella bagarre, parla il presidente del comitato. Si parla di altre soluzioni rispetto all'Astra quando l'Astra non è mai stato, almeno da questa amministrazione, non siamo mai stati ascoltati come comitato. Noi perseguiamo appunto il fine di riportare l'Astra ad essere un teatro cittadino e per fare questo il teatro dovrebbe diventare in primo luogo proprietà di un'amministrazione comunale. Da quando l'arciprete di Bassano, Don Andrea Guglielmi, e il sindaco Nicola Finco hanno ammesso ai microfoni di Rete Veneta che c'è una trattativa in corso per la cessione della sala da Polta al comune, la faccenda del teatro cittadino ha avuto un'impressionante accelerazione. Dopo mesi di silenzi, con i vari progetti a prendere polvere nei cassetti del municipio, ora si torna a parlare anche del teatro Astra. La proprietà sta ultimando i lavori, da come ci ha fatto sapere, e metterà al corrente meglio la cittadinanza a lavori ultimati che dovrebbero risultare appunto finiti a fine settembre, ma diciamo che prima di Natale noi auspichiamo che si riavvii un dialogo tra proprietà e comune. Il comitato è disponibile a fare da sensale tra Finco e la proprietà e pare che entro la settimana ci possa essere un incontro tra il sodalizio che sta perorando la causa dell'Astra e l'amministrazione. Il comune non ha i mezzi per le risorse, quindi i soldi per portare a casa l'Astra, ma diciamo così che almeno metterlo in agenda varrebbe sicuramente la pena, perché se una cosa non è in agenda di una qualsiasi organizzazione non verrà mai affrontato il problema. Insomma, da una parte c'è Finco che dice che i soldi non ci sono, dall'altra una perizia comunale che stimava il valore dell'immobile in 900.000 euro e spiccioli, per non parlare delle altre spese. Ma anche qui il comitato ritiene che la faccenda vada rivista da zero perché sono cambiate le carte in tavola e non solo quelle. La cifra della perizia chiaramente era bassa in quel momento proprio perché si veniva nel momento diciamo così più disastrato per l'immobile in cui era avvenuto il crollo e adesso invece appunto i lavori si stanno ultimando, si presenterà l'edificio con il tetto rifatto completamente e anche la proprietà aggiunge anche il rifacimento della facciata in maniera che si presenti anche in maniera più consona diciamo con il viale dove si trova. Un po' di riqualificazione diciamo in questo viale ci vorrebbe.
Allora, sono partiti i lavori di abbattimento delle 100 piante danneggiate dal maltempo un mese fa nei pressi del sacrario dell'Aiten. Siamo ad Asiago. Per poter riaprire il monumento è indispensabile eliminare ogni rischio, ma è corsa contro il tempo per liberare l'area entro Ferragosto. Al via i lavori di abbattimento delle piante lungo il Viale degli Eroi che conduce al sacrario dell'Aiten di Asiago, chiuso nuovamente dopo la restituzione alla città a seguito di lunghi lavori di sistemazione. L'ultima chiusura è stata dettata da necessità di sicurezza perché il maltempo delle scorse settimane aveva danneggiato e abbattuto diversi alberi del viale. I lavori, almeno in via ufficiosa, non dovrebbero protrarsi particolarmente a lungo. Lo spera il sindaco Roberto Rigoni Stern, lo sperano tutte quelle persone che raggiungono la città per portare un omaggio ai 54.000 morti che riposano all'Aiten. Il sacrario di Asiago è l'unico sacrario d'Italia che è al centro di una località turistica, quindi noi abbiamo tantissime persone che vengono da Asiago anche apposta per visitare il sacrario e poi si fermano nella nostra stazione turistica per qualche giorno di vacanza o per un giro turistico, diciamo. Ecco, quindi questa cosa a noi sta creando particolari problemi perché molte persone che vengono da Asiago lo trovano per l'ennesima volta chiuso e nonostante il lavoro svolto dall'esercito per poterlo riaprire, oggi è ancora chiuso. Speriamo che abbia le ore contate questa chiusura. Per motivi di sicurezza, infatti, il Ministero della Difesa, organo che ha competenza sul sacrario, ha deciso di tagliare in maniera lineare tutti gli alberi per garantire la sicurezza dei visitatori, dicevamo, prevedendo la successiva sostituzione delle piante in attesa dell'imponente lavoro che sarà portato avanti all'Aiten. Non abbiamo avuto nessun potere, ovviamente, di gestione, di coordinamento rispetto a queste scelte che sono di tipo ministeriale, ma che sono anche legate ad un tema di sicurezza e dalla necessità di avviare, quanto prima è stata già fatta la posa della prima pietra, questo grande cantiere per la ristrutturazione e il recupero di questo monumento così importante per la nostra storia e per il nostro territorio. Tra quanto potrà essere riaperto? Ho invitato i vertici della Difesa a comunicare ai nostri uffici turistici una possibile data di apertura. Non abbiamo nulla di ufficiale, ma mi è stato comunicato in via informale che all'esito del taglio di queste piante il sacrario verrà riaperto in piena sicurezza e rimarrà riaperto anche nel corso dell'esecuzione di questi lavori di manutenzione straordinaria, il cui avvio è previsto verso il mese di settembre-ottobre. Servizio di Vanessa Banzato che adesso ci parla e ci ricorda, ogni occasione è buona per farlo, per ricordare un grandissimo amico, una persona straordinaria, Sammy Basso. Un 60° compleanno speciale nel nome della solidarietà e della ricerca. Sì, perché l'avvocato Giuseppe Padovan e l'imprenditore Sergio Strada hanno deciso di festeggiare in maniera alternativa il loro 6° decennio di vita e la loro lunga amicizia. Hanno infatti chiesto ai 350 invitati alla loro festa di fare una donazione all'associazione AIPROSAB fondata da Sammy Basso, il giovane scienziato morto lo scorso 5 ottobre che tanto aveva lottato per la ricerca e la cura della progeria, patologia rara da cui era affetto. Entrambi da anni molto vicini a lui e al suo lavoro, in una sola serata, tra un brindisi e l'altro, hanno raccolto una cosa come 5.100 euro, consegnati nelle mani di Laura Lucchin e Amerigo Basso, i genitori di Sammy che stanno portando avanti il lavoro del loro figlio. Perché il messaggio di Basso è vivo più che mai e sta ispirando sempre più persone in questa fame di scienza e ricerca per riuscire a trovare una soluzione a queste terribili malattie rare. Era quello che voleva il giovane biologo. È quello che sta portando avanti chi ha creduto e crede ogni giorno in lui. La sezione Alpini di Vicenza organizza il pellegrinaggio sul Monte Pasubio in ricordo degli avvenimenti della Grande Guerra. Un pellegrinaggio in ricordo dei caduti, quello che si svolgerà il 6 e 7 settembre al Monte Pasubio con la presenza dell'Abaro dell'Associazione Nazionale Alpini. Un programma che include cerimonie alla chiesetta di Santa Maria del Pasubio con l'alzabandiera, gli onori ai caduti, con l'intervento delle autorità e la deposizione delle corone ai denti italiano e austriaco.
Come ogni anno noi nel primo fine settimana di settembre, quest'anno saranno il sabato 6 e la domenica 7, ricorderemo i nostri caduti del Pasubio, quindi è una cerimonia importante che facciamo tutti gli anni. Quest'anno è una cerimonia che ogni 5 anni vede la presenza del nostro labaro nazionale, quindi ci sarà la presenza del Presidente Favero, di buona parte del Consiglio Direttivo Nazionale, e avremo anche la presenza di alcuni militari alpini che faranno la strada delle 52 gallerie, e poi alla domenica faremo il ricordo appunto all'ossario del Colle Bellavista con la presenza di un picchetto armato alpino. Pellegrinaggio che rappresenta anche un'occasione per rinsaldare i valori alpini. Il Monte Pasubio è stato un monte molto importante per quanto riguarda i fatti d'arme della Prima Guerra Mondiale. Lì si è combattuto e sono morti tantissimi militari, sia dalla parte italiana che dalla parte austriaca, quindi il panorama, proprio lo skyline del Pasubio è completamente cambiato dopo le famose guerre e lotte di mine, perché cominciavano a scavare sotto e a far esplodere parti delle cime del Pasubio, quindi il dente italiano e il dente austriaco si sono completamente stravolti. Noi ogni anno ricordiamo i nostri caduti con una messa su a Santa Maria del Pasubio e poi andiamo a depositare una corona sia nel dente italiano che alla selletta dove c'erano i più aspri combattimenti, e anche al dente austriaco, quindi è un ricordo generale di tutti i caduti della Prima Guerra Mondiale da ambo le parti. Sempre vicini agli alpini noi di Rete Veneta, andiamo in pubblicità, torniamo subito. A Padova sta per essere completata la cittadella del Valsugana Rugby. La Giunta ha approvato gli ultimi interventi e l'inaugurazione è prevista per ottobre. La Giunta Comunale di Padova ha approvato il progetto esecutivo per completare la cittadella sportiva del Valsugana Rugby. Con un investimento di 150.000 euro finanziato dal PNRR saranno recintati i 2 campi, uno in erba sintetica e uno in erba naturale, e sistemati arredi e parcheggio. I lavori, già in anticipo rispetto alla scadenza del 2026, termineranno entro ottobre, quando è prevista l'inaugurazione ufficiale. In questo modo, ripeto, Padova diventa un'eccellenza sia a livello di impiantistica. Lo facciamo perché il rugby, lo ricordo, non è solo il rugby maschile, non è solo le grandi realtà del Petrarca, anche del Valsugana stesso, che è stato promosso in Serie A proprio nella stagione appena finita, ma è soprattutto una eccellenza dal punto di vista del rugby femminile. Il rugby femminile, sappiamo, negli ultimi campionati mondiali abbiamo avuto 10 ragazze del Valsugana che componevano la nazionale italiana di rugby, e in questo modo, ripeto, siamo convinti che con questa nuova struttura il Valsugana, Padova e tutto il rugby nazionale avrà chiaramente un punto di riferimento importante. Tutti a caccia di funghi e siamo sull'altopiano di Asiago, però si va spesso senza patentino, senza rispettare l'ambiente. Abbiamo sentito lo sfogo del sindaco di Rozzo, Lucio Spagnolo. Sentiamo. Tempo d'estate ci troviamo in altopiano e sono sempre più le persone che ne approfittano per andare a funghi proprio nei boschi dell'altopiano, nei nostri boschi, nei boschi di questo territorio splendido. Con me il sindaco di Rozzo, Lucio Spagnolo, che è molto arrabbiato, sindaco dobbiamo dirlo, perché non soltanto sono sempre più numerose le persone che vanno a funghi, ma sono sempre più numerose le persone che mancano di rispetto al territorio. È così. Io non posso più sopportare che una terra che è invasa sia anche derisa. Ci sono delle norme, ci sono delle regole precise che non le hanno stabilite i sindaci e neanche i cittadini dell'altopiano, ci sono e vanno rispettate. Noi siamo gente ospitale. Voi venite in casa nostra e siete ospiti graditi, storicamente, da sempre. Diventate persino nostri concittadini in certi casi, perché vi conosciamo da anni. Venite, andate in bosco a raccogliere i funghi 3 giorni alla settimana, con il permesso alla mano, parcheggiate dove ci sono i parcheggi stabiliti e poi
soprattutto raccogliete i 2 kg di funghi, così come stabilito. Perché cosa succede in realtà, Sindaco? Succede in realtà che arrivino centinaia e migliaia di macchine e che in quella mattina siano stati fatti 4, 5, 600 permessi. Ora, siccome le macchine sono almeno 3 volte superiori ai permessi e all'interno della macchina probabilmente non c'è una sola persona, è facile pensare, ma questa è una statistica anche studiata dall'Unione Montana, che il 40% delle persone giri con il permesso e l'altro 60% faccia ciò che vuole. La cosa che più fa arrabbiare sui social in questi giorni, se avete tempo da buttare leggete, è che poi veniamo, essendo cornuti, siamo anche mazziati, e cioè ci si dice: noi siamo veneti e facciamo quello che vogliamo. Io non sono calabrese e rispetto le regole, ok? Seconda cosa, raccolgo quanto voglio, non raccogli quanto vuoi, perché non sei a casa tua, e se non sono troppo lungo farò una specifica sulla casa. Questi nostri boschi altopianesi non sono statali, non sono regionali e non sono persino comunali. Appartengono per antico diritto alla gente del posto, esattamente come le regole di Cortina o come le regole del Cansiglio. Quando entrate in un bosco altopianese siete in casa dei 20.000 cittadini altopianesi. Le regole le fa il padrone di casa. E il padrone di casa per legge è stabilito che sia il cittadino altopianese. Pertanto noi vogliamo e pretendiamo che voi veniate a divertirvi in montagna, venite a casa nostra, venite con noi. Molti di voi sono conosciuti da decenni, sapete di essere ospiti graditi e stimati, però rispettate le regole. E le regole sono 3 volte la settimana, 2 kg di funghi con tesserino alla mano. Il grido d'allarme del sindaco di Rozzo, Lucio Spagnolo. Chiudiamo questa edizione con la grande festa per i 103 anni di Nonna Bianca alla casa di riposo di Asiago. 1 secolo e 3 anni e non sentirli, Filomena Campaci, conosciuta da tutti come Bianca, ha festeggiato alla casa di riposo di Asiago il suo 103° compleanno, circondata dall'affetto dei familiari, dei residenti, del personale della struttura e dell'amministrazione comunale. Un momento di festa trascorso tra regali, fiori e l'immancabile dolce di compleanno. La casa di riposo ha voluto rendere così omaggio a Nonna Bianca, classe 1992, e la forza di chi ha attraversato più di 1 secolo di storia con la serenità di aver fatto della dedizione al prossimo una missione quotidiana. Entrata giovanissima tra le novizie delle suore Dorotee di Venezia, ma non potendo prendere i voti a causa di una grave malattia alla vista, Bianca ha proseguito il suo percorso spirituale con le canossiane come suora laica, donando il proprio tempo e le proprie energie fino a 85 anni. Dal 2019 è ospite dell'IPAB dell'Altopiano, dove continua a rappresentare un esempio di umanità e serenità. I 103 anni della signora Bianca sono la testimonianza di quanto amore e fede possano rendere la vita piena e significativa, hanno dichiarato dalla casa di riposo di Asiago. Per noi un privilegio poterle stare accanto e celebrare questo importante giorno. Servizio di Edi Kaliman dalla nostra redazione di Bassano del Grappa. Grazie, chiudiamo qui. Vi ricordo che non c'è Focus la sera per tutta questa settimana, riprenderemo lunedì 18 con il nostro dibattito alle 21:15. Grazie a Andrea Basso e Edoardo Paris in regia, buona giornata, arrivederci.